Sono le 12:19 quando la terra trema a nord-est, una scossa avvertita in maniera nitida che in alcune zone scatena il panico con diverse chiamate ai vigili del fuoco. Da Trieste a Bolzano si registrano attimi concitati. Il centralino della nostra redazione va in tilt per la richiesta di informazioni. Le prime frammentarie notizie parlano di un sisma in Croazia. La gente si riversa in strada, soprattutto in Friuli, a Pordenone, fuggi dal Palazzo di Giustizia, dipendenti comunali in strada anche a Oderzo. Di minuto in minuto il quadro si delinea. L'epicentro è nella città di Petrigna, 44 km a sud-est di Zagabria, a 10 km di profondità. La scossa potentissima di 6,4 della scala Richter arriva a meno di 24 ore da un'altra scossa di 5,2 sempre in Croazia. Danni ingenti, crollano ospedale e asilo, muore una ragazzina di 12 anni. All'unità di crisi di Marghera il presidente Zaia viene allertato da una serie di chiamate e a pochi secondi dall'avvio del consueto punto stampa decide di raggiungere Conegliano e la fascia pedemontana, come spiega lui stesso nel primo pomeriggio. È una scossa che si è avvertita fortemente, tanto è vero che io ho dovuto abbandonare la conferenza stampa di Marghera per venire sul territorio, visto e considerato che ci sono arrivate un sacco di telefonate, quindi non avevamo la dimensione se ci fossero stati danni, feriti o altro. Una volta appurato che in Veneto non si sono registrati danni, si mette in moto la macchina della solidarietà. Verso la Croazia si muove una colonna dei vigili del fuoco, in allerta anche la protezione civile regionale. Abbiamo già dato la disponibilità al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di recarci con la nostra colonna mobile della Protezione Civile regionale in Croazia a supporto qualora fosse necessario. Alle 14:02 la terra torna a tremare a nord-est, stavolta l'epicentro a Salizzole nel Veronese di magnitudo 3,4 a 11 km di profondità. Seguono altre due scosse, sempre con epicentro a Salizzole, la più forte di 4,4 è avvertita nel Vicentino e nel Padovano, persino a Feltre e Lamon nel Bellunese. È di nuovo il panico con decine di chiamate ai vigili del fuoco, ma non ci sono danni a persone o cose. Trenitalia decide di sospendere la tratta ferroviaria. Adesso cercheremo di capire anche l'evoluzione nelle prossime ore, niente panico, la situazione insomma è monitorata e mi spiace invece per le genti croate perché comunque hanno avuto una devastazione.